Abbiamo tantissimo tempo a disposizione, però qualche minuto c'è. Chiamiamo delle grafiche che possono illustrare la situazione a livello regionale veneto, Se no? noi abbiamo a livello veneto, appunto, Magari dalla regia vediamo se ci come supporta veniva con... ricordato prima, circa 1.300.000 pensionati, maggioranza donne rispetto agli uomini e con pensioni appunto che non raggiungono diciamo, al netto rispetto alle trattenute i 700-800 euro al mese mediamente. Però dobbiamo anche precisare, e questo vale per tutti noi, insomma, ecco, che il risultato di una pensione è il quanto io ho versato durante la mia vita lavorativa. Cosa stiamo vedendo adesso? Soprattutto noi abbiamo situazioni, sì, quella è la realtà regionale, con le varie tipologie di trattamento pensionistico. Lasciamolo un attimo in onda così magari chi si poi, ritrova in certe cifre sì, può vederlo con calma, perché dopo altrimenti da casa non c'è neanche appunto, tempo. diciamo così, il dato medio del valore della pensione, che come vedete è molto basso. Però è il risultato di una vita lavorativa. Perché abbiamo situazioni di grande precarietà? Perché purtroppo nel passato, soprattutto penso alla mia generazione, alcuni lavoratori, soprattutto le lavoratrici, hanno avuto periodi scoperti. Quindi il calcolo non è stato fatto, diciamo, sulla media dei 40 anni di contributi versati, ma molto spesso sulla media minima, cioè dei 20 anni o i 15 anni se guardiamo le donne, o dei 30 anni o dei 35 anni per quanto riguarda la parte, diciamo, maschile. Quindi questo determina inevitabilmente una riduzione, diciamo, della quantità economica che posso disporre da persona anziana che entra praticamente nella vita da pensionato. Però è giusto ricordare che il meccanismo, per esempio, dell'adeguamento automatico, della famosa perequazione automatica delle pensioni, doveva appunto servire ad evitare questa perdita di potere d'acquisto. Se io avessi avuto il 30% in più della mia pensione in questi anni, molto probabilmente non sarei in sofferenza. Avrei tamponato in qualche modo. Poi se penalizzo anche quelle pensioni, diciamo così, che all'ordo non superano i 1.500 euro, cosa determino? Determino gli effetti che prima ricordava Maria. Ma nell'economia è un boomerang negativo, perché se quel pensionato non può disporre mensilmente di quei 40-50 euro in più, non spende. Bravissimo, ma questo è un concetto basilare, semplicissimo di economia. Praticamente è il classico cane che si morde la coda, no? Ma non solo, perché il sistema pensionistico, al di là di tutto, non quello delle mega pensioni, perché non voglio neanche sentirne parlare perché mi dà malessere, delle pensioni no, perché è sconvolgente, e poi dico non dignitoso per il periodo che stiamo vivendo, lo continuo a ripetere, proprio un'equità sociale, un sistema democratico non dovrebbe neanche ammettere in questi definire un'offesa per le persone che stanno peggio, e per chi non ha lavoro, per chi l'ha perso e per tutti i giovani eccetera, per cui chi ha queste pensioni deve fare anche una riflessione personale, però non dipende da lui naturalmente, che se la tenga ben stretta, anzi. Anche se può fare un po' di solidarietà, certo, ecco, questo sì, però il problema è che l'anziano aiuta la famiglia, l'anziano aiuta il giovane o il padre di famiglia che ha perso il lavoro. Chiedo conferma della regia, forse abbiamo una telefonata in attesa perché ho sentito un rumore sospetto. Pronto? Ah, pronto? Sì, l'avevamo. Da dove chiama? Buongiorno. Mi chiamo da Trieste, ho già telefonato in passato più volte. Sì, prego, dica. Voglio chiarire una cosa, tanto in primo luogo io ho fatto il sindacalista, quindi conosco il problema del sindacale benissimo e quello delle pensioni in particolare. La Federazione Lavoratori di Assicurazioni Private era il sindacato di quell'epoca, e la questione delle pensioni alte e pensioni basse, se non c'è la scala mobile non si può fare niente. È stato Craxi che ha inventato con altri signori di togliere via la scala mobile, perché io ho fatto la battaglia della scala mobile, qui che sono là non lo so, e l'hanno tolta, quindi se non c'è la scala mobile, che c'è come si dice, un livellamento che mantenga lo standard in un certo indice tutti i santissimi mesi, casca l'asino, no, perché si fa presto a dire non si paga più nessuno, non si fanno gli aggiornamenti. E poi il punto chiave che riguarda un po' anche la signora che la pensione non è una spesa. Le pensioni non sono una spesa, le pensioni sono l'investimento fatto attraverso il prelievo sui redditi dei lavoratori che costituiscono il fondo pensioni. Certo. Quei concetti di mutualità, tutti coloro che lavorano pagano una somma X che serve per pagare le pensioni a quelli che non lavorano più. Questo è il concetto. E deve finire ai politici di dire una spesa. La pensione non è una spesa, è il ritorno dell'investimento fatto attraverso assolutamente è una partita di giro, certo. Ancora più esattamente dei contributi fatti dai lavoratori, cioè dai produttori
dei produttori del benessere della ricchezza, perché i produttori della ricchezza non sono gli impresari che sono una passività, questo è un concetto chiaro in economia da almeno 200 anni. I produttori della ricchezza sono coloro i quali la producono, sono i lavoratori. Senza i lavoratori il capitale non esiste. Certo, no, è chiarissimo. Infatti. Qui non c'è sinistra adesso altro, perché se no si fa del qualunquismo. Stiamo andando alla deriva del qualunquismo, con un sacco di tromboni che dicono un sacco di sciocchezze. La realtà è quella che ho detto, ma tanto per chiarire come stanno le cose, quando è stata ceduta all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, che era un ente pubblico, è stato eliminato perché gli accordi europei prevedono per la libera concorrenza che non si possono essere privilegi o società statali nell'ambito delle assicurazioni, sembra, tanto per chiarire per quanto riguarda le questioni di spesa, che il presidente la compagnia è stata assorbita da un'altra società di cui ne faccio il nome, il presidente transeunte che ha fatto la fusione tra l'INA e l'altra società che ha comprato ha guadagnato in un anno 18 miliardi di lire nella fusione. Quindi di cosa stiamo parlando che non ci sono i soldi? Se uno nella fusione, che è il presidente di una di queste società, che è dipendente di queste società, in una fusione lui personalmente ha guadagnato 18 miliardi di lire in un anno, di che cavolo stiamo parlando in questo paese? Certo. Ed era l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, cioè vuol dire che su quell'operazione, su questa situazione si porta a casa 18 miliardi. Allora dico, quindi il punto chiave è che non si deve fare del qualunquismo, è che le pensioni non sono una spesa. Se la Fornero e Banda vogliono raccontare barzellette, tutta la Bocconi compresa, sbagliano, perché questo è un falso. Le pensioni non sono una spesa, le pensioni sono un ritorno del reddito investito nell'arco di 1, 2, 3, 4, 5, 10, 30 anni. Se qualcuno fa un calcoletto sull'investimento al 4, 5%, si rende conto che cosa gli conveniva fare. 30-35 anni vedrà che i lavoratori hanno prodotto ricchezze gigantesche. Certo, grazie mille, grazie del suo contributo. Può tassare il diavolo che vogliono, ma non risolvono un fico secco, perché poi tra l'altro in un sistema perfetto. La devo lasciare perché non abbiamo più tempo per la trasmissione. La ringrazio tantissimo del suo contributo, grazie al nostro telespettatore a Trieste. Non è una spesa. Sì, ha sicuramente ragione, questo ascoltatore ha perfettamente ragione, la pensione non è una spesa, la pensione è un giusto ritorno dei contributi che i lavoratori ci viene trattenuto hanno qualcosa su questo versato in tanti anni, e bisognerebbe avere un grandissimo rispetto per questa come posso dire, giusto riconoscimento di sacrifici fatti economici nell'arco della vita lavorativa di ognuno. Certo, anche tantissimi messaggi stanno arrivando. Buongiorno, ho lavorato 27 anni al tabacco e ho 57 anni, nei campi con la zappa 40 gradi e passa. Come faccio ad arrivare a 67 anni con questo lavoro, Franco Crescentini? Allora io, essendo in fase conclusiva della trasmissione, volevo intanto dire che molte domande è bene che siano rivolte agli esperti in materia previdenziale, quindi io suggerisco insomma che si rechino ai patronati, agli istituti di patronato per quanto ci riguarda all'Inca CGIL, lì possono trovare le informazioni, anche delle proiezioni rispetto alla loro situazione futura. Perché non è, ritornando all'argomento dell'ultima telefonata, perché la previdenza non è una spesa? Perché previdenza, sanità e istruzione sono dei diritti costituzionali. No, ma li paghiamo, cioè il problema è che c'è un piccolo prelievetto essendo diritti non possono essere considerate delle spese, diciamo così, ma sono praticamente degli investimenti soprattutto sulla qualità e la dignità della persona, qualità della vita e dignità della persona. Quindi sono d'accordo anch'io, io la definisco una partita di giro, come giustamente lei ricorda. Io verso... Ma altrimenti ci facciamo un'assicurazione privata per tutto. C'è un risparmio previdenziale, poi beneficio di quel risparmio, quindi non è una spesa, è una partita di giro. Versamento, viene accantonato il versamento e poi ne usufruisco i benefici. Ecco, quello che noi chiediamo alle istituzioni è che venga gestito in maniera equa questo grande pianeta della previdenza. Alcuni messaggi anche proiettati prima ci hanno ricordato insomma che non c'è uguaglianza, ma ne sono ci sono purtroppo tutti. Privilegi come dappertutto. Il sindacato è in campo per smantellare i privilegi. Una delle rivendicazioni che noi facciamo è quello di rendere equo il sistema e basta i privilegi. Chiarissimo, siamo arrivati al termine, la politica deve fare la sua parte proprio per togliere questi privilegi. Certo. Farete qualcosa? Velocissimi? Inevitabilmente venerdì noi saremo a Roma, una grande manifestazione unitaria CGIL CISL UIL dei pensionati,
contro la legge di stabilità. Ci direte cosa Per i succederà? Noi continueremo praticamente a sollecitare i soggetti della contrattazione, in questo caso il sindacato, a fare un maggiore sforzo perché Quindi gli vogliamo state più sotto. giustizia e equità sul versante previdenziale. Benissimo, io vi ringrazio, il Grazie tempo a a voi. disposizione Grazie a non c'è lei. più, ringrazio i nostri telespettatori che ci hanno scritto e ci hanno telefonato, noi come sempre ci ritroviamo domani. TV7 con voi, @triveneta.tv, guardate lì sul teleschermo c'è la mail, scriveteci che poi ci saranno tutte le vostre informazioni o spunti per altri approfondimenti in trasmissione. Grazie.